Le nuove regole sulla fruizione delle spiagge libere non fermano la riapertura della spiaggia di Ghiaia Mare per Tutti a Santa Margherita Ligure, il tratto di arenile attrezzato per le persone con disabilità motorie. Il comune ha aumentato il proprio contributo all'associazione Paratetraplegici Onlus che gestisce la spiaggia, consentendo l'assunzione di 2 bagnini invece che di uno solo. 2 bagnini, grazie all'aumento di contributo a favore dell'associazione Paratetraplegici Liguria, con la quale collaboriamo qua di Santa Margherita, per garantire non soltanto la sicurezza in mare, ma quest'anno anche la sicurezza sulla spiaggia, sul litorale, verificando il rispetto della quantità numerica di persone in base alla capacità dell'area anile e la distanza interpersonale. Per garantire il distanziamento fisico tra le persone saranno meno i posti a disposizione nella spiaggia. Chi volesse usufruirne deve prenotare chiamandolo 0185 28 04 34 dalle 8:30 alle 12:30. I servizi sono gli stessi, ma purtroppo meno utenti potranno usufruire dalla spiaggia perché con l'emergenza sanitaria abbiamo dovuto ridurre per ripari gli spazi. Sempre per quanto riguarda il rispetto delle norme, il sindaco Donadoni spiega che durante la stagione sarà messo in atto un controllo itinerante su tutte le 12 spiagge comunali da parte della Polizia Municipale. Fra l'altro, per questo scopo, durante la stagione attuale avremo anche un controllo itinerante su tutte le spiagge di Santa Margherita, che sono 12, quindi sono tante e si sviluppano da Ghiaia fino a Paraggi. Avremo questo controllo itinerante che garantirà la sicurezza dei bagnanti.